Bene, e allora scusate se non siamo riusciti a mettere tutti i sindaci in questo contributo video, perché erano troppi. E allora, proprio per questo, adesso vado ad elencarli. Il comune di Brugine, Michele Giraldo. Il comune di Campo San Martino, Paolo Tonin. Cittadella, Luca Pierobon, che è stato quindi che ha riconquistato il comune, Casale di Scodosia, Corezzola, Mestrino, Ospedaletto Uganeo, San Giorgio in Bosco, Bobo Viatello, dove sei? San Pietro Ingù, Gabriella Bassi, Terrassa Padovana, Modesto Lazzarin, Vigo d'Arzere, l'avete appena visto, Padova, e con Padova quindi abbiamo un totale di 14 sindaci a marchio Lega. Abbiamo quindi 4 sindaci in più con le ultime tornate elettorali del 2015 che abbiamo appena passato. E non dimentichiamo però dove siamo anche in coalizione. Allora Arquà Petrarca, Cartura, Cinto Euganeo, Conselve, Este, anche qui una grandissima vittoria nuova, Galliera Veneta, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Piombino d'Ese, Ponte Longo, Rovolon, Saccolongo, Saonara, Teolo, Urbana e Villafranca Padovana. Un applauso a tutta la squadra e un applauso ovviamente a tutti i nostri amministratori che siedono oggi anche in Regione del Veneto, ma poi abbiamo un altro contributo ovviamente, ne parleremo meglio. E allora altri 2 numeri, sindaco e presidente, perché tu sei iscritto, quindi sei un mio iscritto in provincia di Padova, ma sei anche il presidente della Liga Veneta. Nel 2015, questo lo diciamo a onor di cronaca anche come dato per tutti gli altri partiti, la Lega Nord di Padova, della provincia di Padova, aveva 640 militanti. Nel 2016 siamo ad oltre 700 e dobbiamo ancora terminare l'anno. Soci sostenitori, al 2015 ne avevamo 950, oggi 1400. Un grande applauso quindi a questa squadra, un grande applauso alla segreteria che con me conduce questa meravigliosa battaglia. Allora, io torno sul discorso di Presidente Riganolo perché è importante anche questo. E poi l'altra domanda, ovviamente le prossime sfide per la città di Padova, ce ne sono di grosse? Beh, intanto io direi che facciamo un grande applauso ai nostri guerrieri, ai nostri sindaci di Padova, capitanati dal nostro guerriero numero 1, il Gentilini numero 2, Bobo Miatello. Il vice sceriffo, perché sapete che sceriffo ce n'è solo uno che è Gentilini. Grazie ai nostri sindaci perché sono veramente la nostra anima nel territorio e quelli che portano avanti le nostre battaglie e le idee della Lega. Sono i sindaci della Lega che modificano il regolamento di assegnazione delle case popolari mettendo più punti per la residenza, e come è successo a Padova, dove siamo passati finalmente dopo tanti anni ad assegnare il 92% delle case agli italiani, perché diciamo prima i padovani, prima gli italiani, prima i veneti. Questo fanno i sindaci della Lega, fanno regolamento di polizia urbana, fanno, come abbiamo visto prima, abbattono sul serio i campi nomadi, non per finta, sul serio con le ruspe come abbiamo fatto in via Bassette. Modificano i regolamenti per chiudere i kebabari. Queste sono le cose che noi continuiamo a fare. A Padova abbiamo delle sfide importanti, abbiamo delle sfide che hanno ovviamente creato
ultimamente delle fibrillazioni. C'è questo grande progetto, lo dico chiaramente, che stiamo gestendo con il nostro grande governatore Luca Zaia. Un applauso per lui, per il nostro grande governatore. Il progetto che stiamo portando avanti insieme all'università, insieme allo IOV, insieme all'azienda, che è finalmente questo nuovo ospedale, nuovo policlinico per Padova, a Padova Est. Diciamolo, stiamo lavorando tutti assieme per arrivare alla firma dell'accordo di programma entro un paio di settimane, quindi basta con queste puttanate sui giornali, basta! Non c'è nessun disaccordo, stiamo andando verso una nuova progettazione e stiamo lavorando tutti insieme all'unisono, in silenzio, seriamente, onestamente, non come le intercettazioni che abbiamo sentito su Padova Ovest e le cene con Mazzacurati e Baita alle Calandre, dove andava anche l'ex sindaco e l'ex rettore. Va bene? Siamo chiari, noi siamo gente onesta, trasparente, che porta avanti i vostri progetti e li porta avanti con forza, con determinazione e li portiamo sulle nostre spalle. Questo penso che sia sicuramente il progetto più importante per Padova, per il Veneto, per la sanità. È aspettato da tanti anni, 30 anni, che le amministrazioni precedenti non hanno fatto assolutamente nulla, hanno solo ostacolato. E poi un fiorire di cantieri per Padova, e qui chiudo. Abbiamo tagliato l'addizionale comunale IRPEF, abbiamo tagliato l'IMU sui capannoni, ci siamo tagliati anche noi il 10% degli stipendi e il sindaco di Padova gira con la sua macchina, sappiatelo. Penso che sarà l'unico caso in Italia. Abbiamo speso nulla di spese di rappresentanza, nulla, tutti gli assessori della Giunta. Facciamo un applauso a un'amministrazione francescana, perché bisogna dare l'esempio per primi, vero Bobo? Per primi. Abbiamo un piano delle opere pubbliche da 30 milioni di euro. Noi inaugureremo e stiamo inaugurando un sacco di opere pubbliche. Io ve lo ripeto, noi andiamo avanti, ce ne freghiamo dei millantatori, ce ne freghiamo di quelle che vogliono metterci il cappio al collo. Noi abbiamo il consenso dei padovani, i padovani lo sanno e andiamo avanti fino alla fine, perché stiamo cambiando Padova, Grazie sindaci per quello che fate, perché solo noi riusciamo a ostacolare questa invasione che arriva nelle nostre città, tutte insieme, anche contro quello che succede ad Abano, a Cittadella, a Padova, tutti assieme. Grazie. Bene, allora... Grazie Sindaco. Sindaco, allora questa battaglia del territorio la faremo assieme ai nuovi sindaci che sono Filippo Lazzarin per Arzergrande, Ospedaletto abbiamo Giacomo Scapin, per Vigo d'Arzere Adolfo Zordan che ho visto prima, e poi ancora quindi Cartura, e poi ancora Este, ho visto lì in fondo Este, dove siete? Ciao, spero di non aver dimenticato nessuno ovviamente, ma questa è una grande squadra e allora assieme con loro porteremo avanti questa battaglia che è una battaglia di libertà. Assieme grazie sindaci, Ciao. Grazie a tutti gli amministratori di maggioranza e in opposizione, perché è dura fare anche l'opposizione nei comuni dove ci sono i comunisti, quindi ragazzi avete tutto il nostro appoggio. Grazie ancora, grazie Massimo Ciao a Pitonci, tutti. in bocca al lupo.